Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, Istituto Barbarigo, scuola per crescere. La grande navata della Basilica di Santa Giustina è immersa nel silenzio. Un silenzio che mi è caro. Dopo il fragore della festa di laurea. Eppure è davvero il silenzio l'unica via di santità concessa alle donne nella Chiesa. Padova, ottobre 1679. Eccellenza reverendissima cardinale Gregorio Barbarigo, la prego di non distogliere lo sguardo da questa mia missiva. Non appena avrà colto il nome di chi le scrive. Sono Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, un nome che l'avrà più volte importunata nei mesi scorsi a causa della mia richiesta di ottenere la laurea in teologia all'Università di Padova, di cui lei è illustrissimo cancelliere. Cornaro Piscopia è quella donna che voleva laurearsi in teologia. Speravo che questa faccenda fosse ormai chiusa. Ha avuto il massimo di quello che potevo concedere senza cadere nel ridicolo. Mi dispiace che il mio nome sia stato fonte di fastidio e ancor più mi dispiace di quella lettera poco rispettosa che le ha inviato il mio caro padre, Giovanni Battista, dopo che ha saputo della sua ferma opposizione alla domanda di laurea. Una richiesta che ci avrebbe resi ridicoli agli occhi di tutto il mondo. Come sa, i padri non sanno accettare rifiuti quando si tratta dei loro figli e dell'onore della loro casata. Lui ha puntato molto sulla sua figlia laureata, un modo forse un po' ingenuo per dare fama alla casata dei Cornaro, che unisce già nel suo nome e nel blasone la robustezza del corniolo, come ha dimostrato il mio bisnonno Alvise, detto vita sobria, vivendo più di 90 anni, e il coraggio dei cavalieri di Cipro, signori di Piscopia, cavalieri del silenzioso agire nella lotta agli infedeli. Devo confessarle che mi ha convinto a stento a intraprendere questa strada, quando avrei piuttosto preferito donare il mio desiderio di sapere al Signore, nel segreto di un monastero, o almeno nella quiete inviolata delle mura domestiche. Comunque è andata così, grazie alla vostra prudente benevolenza. Il 25 giugno 1678, nella cattedrale di Padova, gremita all'inverosimile, che ancora mi tremono i polsi al solo pensiero, sono stata coronata dottore in filosofia. Ma Vostra Eccellenza deve credermi,
più delle tante parole di rito, più della corona d'alloro, della mantellina d'ermellino, dell'anello e del libro, ricordo ciò che mi ha sussurrato il mio maestro. Non gloriarti troppo della corona d'Apollo. Aspira invece alla più sublime corona. Quella del cielo. Roma, novembre 1679. Nobile signora, non ho accantonato la vostra lettera come temevate, anzi, l'ho portata con me nel corso delle interminabili udienze vaticane che il Santo Padre mi prescrive perché impari la virtù della pazienza e della misericordia, tanto utili a un vescovo nel governo del suo gregge. Sono lieto, in fondo, del fatto che l'Augusta Università Patavina abbia scelto, per prima forse, di tutta la cristianità, di accogliere tra le sue teste coronate d'alloro il capo ricciuto di una donna. E se ne verrà un po' di ridicolo. Cosa sarà poi mai? I secoli stemperano le emozioni e presto sarà tutto dimenticato. O chissà mai, questa laurea potrà perfino essere annoverata a vanto dello studio patavino, che sono chiamato a presiedere. Avete visto tra i simboli la corona d'alloro, e invece in questa seconda parte di questa scena vediamo la spada, simbolo del martirio di Santa Giustina, e più in là, appoggiato alla palma, il bastone del pellegrino con legata la conchiglia. Dopo la laurea vivo a Padova, appartata nella pace della mia casa. Esco solo per accostarmi a un'altra pace, quella della Basilica Benedettina, che frequento ogni giorno. Vostra Eccellenza ha fatto bene a voler punire la mia presunzione, la mia pochezza, la mia vanità, per aver voluto diventare teologa. Vorrei però chiedervi di non voler anche negare con il suo rifiuto il posto che le donne occupano nella storia della Chiesa, di quella universale e di quella padovana. Glielo chiedo nel nome di una santa, davanti alla cui tomba prego ogni giorno, la martire Giustina. Venerata nella grande Basilica Benedettina. Sul suo sangue è stata edificata la Chiesa che è in Padova. Se volete anche un po' avvicinarvi. Qui è fondata la Chiesa padovana, sul suo sangue e su quello di tutti i martiri di quell'ultima crudele persecuzione. I cristiani vivevano allora nascosti nelle case, all'ombra dei templi pagani, tra i fumi dei sacrifici offerti agli dei falsi e bugiardi, divinizzazione d'umane vanità. Questo voleva l'imperatore dai nostri padri, che onorassero la sua terrena divinità. E una giovinetta ebbe il coraggio di dirgli di no, di offrire il suo petto alla lama, piuttosto che rinnegare il suo Dio fatto uomo. Il suo cuore non ha ceduto. Non ha ceduto ed è stata d'esempio al diacono Daniele,
che si è lasciato straziare dai chiodi, ma non ha rinnegato la sua fede. Quella fanciulla è stata certo l'orgoglio straziato del vescovo Prosdocino, l'evangelizzatore che l'ha battezzata e ha sepolto il suo corpo. Uomini e donne, accomunati dal martirio, hanno però ruoli diversi nella Chiesa, nella pari dignità. La Madonna era nella sala della Pentecoste, accanto agli Apostoli, ma non si recò di città in città a portare il Vangelo. Certo, ricordo le parole di San Paolo. La donna impari il silenzio con perfetta sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare. Ma allora, che cos'è permesso alla donna? Davanti agli infedeli. La parola è una grande responsabilità che pochi possono sostenere, anche tra gli uomini. La santità del silenzio non è inferiore per dignità a quella della parola, della predicazione, dell'insegnamento. La vedo in un volto che spesso mi compare davanti agli occhi quando celebro i sacri riti nel nostro battistero, decorato dai 1000 volti del paradiso. Nella schiera dei beati c'è un giovane con il cappello e il bastone del viandante. È Antonio Manzoni, il pellegrino che partì giovanissimo per raggiungere i luoghi santi e quando tornò nessuno lo riconobbe. Morì di stenti, chiedendo la carità alle porte della sua stessa casa, in silenzio. Furono i miracoli che avvenivano sulla sua tomba, a rivelarlo al popolo. Ed ora, stazione possiamo dire, vi sono 2 simboli che rimandano a Sant'Antonio, il ciglio e il sacco dei denari degli usurai che egli riuscì a convertire. Dicembre 1679. Caro padre, lasciate che vi chiami così, mentre parlo con voi delle origini sante della Chiesa padovana. Vi ringrazio per avermi ricordato le parole di San Paolo e l'esempio di Antonio, il pellegrino, della nobile famiglia Manzoni, che fa parte della lunga schiera di santi che hanno onorato la Chiesa padovana nel III secolo di questo millennio. Un periodo ricco di santità, quasi che il Signore volesse sorreggerla nel momento difficile che la città e il Veneto stavano attraversando, insidiati dalla furia del diabolico Ezzelino da Romano. Quando però vi capita di andare con lo sguardo nel grande politico del battistero, al volto del beato pellegrino, vi sarà capitato di guardare appena più in là, sul ritratto che gli sta accanto. È quello di Beatrice d'Este, dell'antica casata che dalle colline Eudanie è giunta a dominare Ferrara e ora governa le città di Modena e di Reggio. Era una principessa cantata dai poeti, i trovatori venuti di Provenza, reginetta dell'amor cortese. Eppure volle scappare in un monastero, sopra i monti azzurri che scorgo dal lato del mio palazzo, dietro alle guglie della Basilica di Sant'Antonio. Certo,
Beatrice, della famiglia d'Este, monaca, come era suora di clausura un'altra nobile fanciulla padovana di quel secolo, Elena Anselmini, morta all'Arcella lo stesso anno e nello stesso convento in cui transitò al cielo il nostro santo più grande, Antonio da Lisbona. La sua predicazione in quel XIII secolo, che voi ricordate pieno di lotte e di miserie, persuase gli animi di briganti e usurai a praticare la giustizia e la pace. Eppure ebbe bisogno di un permesso speciale del poverello d'Assisi per insegnare la santa teologia ai frati, perché San Francesco temeva che la cultura li facesse insuperbire. Come potrebbe una donna predicare davanti alla moltitudine o anche insegnare in un'aula universitaria senza dover rinunciare alla modestia che al suo ruolo si addice? Mi chiede, davvero è l'unica via di santità per una donna quella di chiudersi in un chiostro? Beatrice, Elena, non esiste una santità da vivere anche indossando nel segreto della nostra anima l'abito della consacrazione a Cristo, dedicandosi al servizio della famiglia e dei poveri. Roma, gennaio 1680. Cara figlia nello spirito, la via monastica, come voi ricordate nella vostra lettera, è senz'altro la più diretta alla salvezza, perché rinuncia al mondo e alle sue vanità. Io stesso fui tentato di perseguirla e solo un nostro padre comune, quel Don Giovanni Battista Fabris, parroco di San Luca, la mia e la vostra parrocchia natale, mi dissuase, facendomi imboccare la via del sacerdozio secolare. Quella monastica è una via che si addice a uomini e donne in egual misura, come ha testimoniato un altro di quei santi padovani del 200, Giordano Forzatè, fondatore di monasteri che univano sotto uno stesso patrono e una stessa direzione due comunità distinte, una maschile e una femminile, reciproco esempio sulla via della perfezione. Poco importa che questa esperienza abbia avuto vita breve e che si sia presto preferito, a causa degli abusi qua e là riscontrati, separare con più chiarezza le comunità di monache da quelle dei monaci. Il diavolo, si sa, induce alla rovina con l'inganno anche i più sani propositi. Certo, fa scandalo davanti a Dio e davanti agli uomini che anche ai nostri giorni ci siano famiglie che inducono le loro figlie a entrare in convento senza vocazione alcuna, solo per non disperdere il patrimonio familiare in doti costose e in sfarzose cerimonie nuziali. Ecco, per le nobildonne povere si apre la via del monastero e di una santità forzata. Mi sovvengono le parole del reverendissimo cardinale Federico Borromeo, arcivescovo di Milano, che ha suddiviso le donne in 3 categorie. Le puelle e le giovani vergini, sempre in pericolo di divenire putte pericolanti, le muliercule, donne adulte del popolo, povere e ignoranti, che non sembrano nemmeno poter ambire a un piccolo posto nel regno di Dio, e poi le donne di buona famiglia, che possono farsi monache e realizzare se stesse nella reclusione. Mi permetta, caro padre,
mi permetta di osservare che il venerabile cardinale lascia fuori dai suoi schemi una larga fetta delle donne che vivono nel mondo, quelle delle brave mogli e madri, che nobili o umili che siano, donano se stesse a Dio, servendo la loro famiglia. Vorrei fare un esempio, quello di mia madre, che fu a lungo compagna del mio nobile padre e gli diede 4 figli prima d'essere da lui sposata davanti all'altare. Eppure non saprei trovare donna più devota e giudiziosa e capace di donarsi interamente di lei. E forse che le donne di umile condizione non sono in grado di trovare la via eroica della santità. Anzi, dirò di più. Le donne che nascono dal peccato non possono avere la forza di ribaltare il loro destino. Un nome mi affiora alla mente, quello di Lucrezia Bellini. Eustachio è il suo nome di monaca benedettina. Quale origine più vile! Figlia di una monaca costretta ad abbandonarla appena nata e di un popolano che l'ha allevata come una serva. Divenne educanda nello stesso monastero benedettino in cui era stata concepita, che dovette essere rifondato perché la comunità intera aveva smarrito la strada. Fu l'unica che non abbandonò la veste e rimase in quel convento fino alla morte, nonostante i tormenti inflitti dal diavolo e l'ostilità delle sue consorelle. Nonostante tutto ciò, un'ondata di miracoli ha manifestato la sua santità. Presto il vescovo Gregorio tornerà nella sua chiesa, la cattedrale, che si sta riedificando nelle forme grandiose tracciate da Michelangelo. Un compito difficile, quello di mettere le basi per la Chiesa del futuro. Che spazio avranno le donne e gli uomini di quei tempi lontani in questa nuova casa del Signore? Un traguardo che mi lusinga, nonostante la povertà del mio spirito. Questo mio povero corpo mi dice che non è lontano il tempo di affrontare il calvario finale che ci attende. Ma vorrei dire l'ultima parola, un'ultima parola, e non sembri delirante o falsamente profetica. La nostra Chiesa è in travaglio profondo. Il Concilio di Trento, finito un secolo fa, rimane per molti aspetti ancora voce morta. La gente soffre tra vane ricchezze e stridenti povertà. La Chiesa si dibatte tra bassezza e misticismo. Ma verrà un giorno. Verrà un giorno, davvero, che le tue domande troveranno risposta. Sono domande profonde e importanti e dimostrano quanto giustamente ti sia stato conferito l'alloro della sapienza. Tu, nobildonna nello spirito, vanti le origini popolane di tua madre. Tu, monaca, nel segreto della preghiera, chiedi che la gloria degli altari
sia aperta a chi vive nel mondo e per il mondo. Tu, vedo in questo tuo anelito di giustizia uno sguardo acuto verso il futuro della nostra Chiesa, che spero ancora lungo e rigoglioso, nonostante i tanti peccati che l'affliggono. Non posso che essere d'accordo. Anzi, non posso che accordare con gioia il mio spirito alle tue visioni, alle visioni di un futuro più giusto e più umano, e quindi più vicino alla grazia divina. Ti dirò di più. Nella mia povera fatica di vescovo della Chiesa padovana sto cercando di formare dei preti che sappiano trasmettere a tutti, uomini e donne, nobili e popolani, la parola del Signore. Donne e uomini che in ogni tempo traducano la loro fede matura in segni di speranza e in segni di carità. E io oso immaginare, caro padre, donne di fede che facciano della cura degli altri, dei bambini, dei malati, la loro via alla salvezza. Sull'esempio di quel Gaetano Vicentino della famiglia Attiene, che il nostro Papa Clemente ha appena elevato all'onore degli altari e che insegnò ai suoi confratelli a praticare l'amore dei poveri in spirito di umiltà. E quando la tua sapienza, cara figlia, frutto di studi severi, sarà solo un pallido ricordo, e la mia lunga fatica pastorale una traccia sbiadita su qualche vecchio registro, spero ci sia una schiera di uomini e donne che cammineranno, magari senza nemmeno sapere i nostri nomi, sul sentiero che anche noi abbiamo contribuito a tracciare.